Buone notizie in arrivo per il teatro di Eraclea Minoa per la sistemazione del prestigioso sito archeologico coperto da un'impalcatura da tanti anni per via di una composizione delle gradinate calcaree che si va sgretolando. Il sindaco Borsellino ha anche attenzionato il problema della fascia costiera che nella stagione scorsa per via delle intemperie e forti correnti si è sempre più arretrato. Progetti che a breve saranno finanziati dalla regione siciliana e che dovrebbero dare un maggiore slancio e impulso all'attività economica della prestigiosa costa di Eraclea Minoa. Si sta lavorando perché c'è un teatro che c'è una copertura criticabile e quindi si sta lavorando, c'è stata una conferenza di servizi a livello regionale perché ci sono dei progetti per migliorare questa zona archeologica che è un punto di riferimento, una risorsa di tutta la collettività e specialmente del nostro territorio. Per la spiaggia invece? Per la spiaggia c'è un progetto che cammina, purtroppo è nato qualche intoppo a livello regionale perché eravamo in fase già di uscire con i pareri della valutazione battabedale, della valutazione geodezia del TUA, ma purtroppo poi si era dimesso il Presidente della Commissione per i vari processi perché era indagato e altri componenti della Commissione. Devo ringraziare l'assessore Cordale del Governo regionale che si è subito adoperato e già mi hanno chiamato che hanno costituito la Commissione, martedì si inizierà. Spero che al più presto possibile venga attenzionato questo di Eraclea Minoa, dare il certificato al commissario di governo e mettere sul bando a partire i lavori perché è un problema critico, non possiamo passare un altro inverno. Noi siamo attenti e vigili sia con la forestale e il demanio perché ogni volta che c'è una mareggiata cerchiamo di intervenire e togliere il pericolo e non creare la tranquillità che viene in spiaggia perché è una delle più belle spiagge della nostra zona, del territorio, ma purtroppo se non vengono fatti il lavoro ci saranno dei danni irreparabili. Noi siamo costantemente, ora l'ultimo intervento abbiamo fatto perché quando arriva una mareggiata quindi le radici degli alberi vengono per dare tranquillità a tutti i bambini e i bagnanti tagliamo gli alberi. Speriamo che vengono realizzati questi lavori e Minoa cambierà tutto un'ottica, diventerà il fior d'occhiello di tutta la Sicilia, perché abbiamo sia cultura e il mare e stiamo lavorando di essere un punto di riferimento veramente a 360 gradi.